Autostart che accende i lampeggianti per questa prova sul doppio chilometro per i puledri di 2 anni, corsa con 9.900 euro di dotazione, una prova per vincitori da 2.000 a 7.000 euro in carriera. Si va all'1 Ilenia Jet Alessandro Gocciadoro, 2 Itaca Trio Giuseppe De Filippis, 3 IM Bellesi TQ Marco Stefani, 4 Indro LL Jon Alin Gabor, 5 Wild Sky Antonio Di Nardo, 6 Jupiter Mail Roberto Vecchione, 7 Italo Baba Andrea Vitagliano. Macchina che ha raccolto i partecipanti, parte piano Wild Sky, si ritrae anche Jupiter Mail, sbaglia Indro LL, partiti, stava andando davanti a IM Bellesi TQ che però ha un'incertezza e Marco Stefani lo riprende in mano, parte forte Itaca Trio che passa a condurre l'imbocco della prima piegata nei confronti di Ilenia Jet, terza posizione per IM Bellesi TQ, poi Jupiter Mail, quindi Italo Baba, Wild Sky, rinnova l'errore invece Indro LL. Numero 4 Indro LL squalificato. E sotto alle tribune IM Bellesi TQ punta in avanti, chiede e ottiene strada da Itaca Trio che rimane seconda avanti ad Ilenia Jet che ha optato per il percorso di rimessa, poi Jupiter Mail, quindi Italo Baba e Wild Sky. 29,6 per i primi 400 metri di corsa, con IM Bellesi TQ che passa i primi 600 in 45,3, 15,7 la curva di destra. Marco Stefani ora può fare ciò che vuole del ritmo della corsa, fila indiana alle sue spalle, sempre in seconda posizione Itaca Trio che precede Ilenia Jet, poi Jupiter Mail, Italo Baba, Wild Sky. 1 minuto e 5 decimi gli 800 metri iniziali, comunque parecchio svelti, sul piede dell'1.15,5, considerando che è una prova sul doppio chilometro. IM Bellesi TQ continua in vantaggio e passa la metà gara in 1.16,2. Figlio di Elideal viene sotto le tribune in evidenza, in scia sempre Itaca Trio, mentre si scopre a un giro dalla fine Ilenia Jet. Va a fare la seconda pariglia Jupiter Mail anticipando Italo Baba, 15 sotto alle tribune per il leader che vede avvicinarsi al suo esterno la sagoma di Ilenia Jet. Seconda in corda è sempre Itaca Trio, poi Jupiter Mail, Wild Sky. La curva girata in 14,6, accelerato in maniera decisa adesso il battistrada, è sempre di fuori Ilenia Jet, in corda rimane Itaca Trio, poi Wild Sky, mentre cala drasticamente anche Jupiter Mail. Il miglio in 2 minuti e 1 decimo per IM Bellesi TQ che inscena la fuga a metà della curva conclusiva, in difficoltà Ilenia Jet di fuori, in corda in quota ancora Itaca Trio, poi Wild Sky, è una solo all'ingresso della retta per IM Bellesi TQ che se n'è andato dalla compagnia, spazi a piacimento, IM Bellesi TQ che viene a vincere di quanto vuole, ritrova il successo dopo il debutto. Facile IM Bellesi TQ, al secondo è Itaca Trio, al terzo Wild Sky, addirittura 1.14,8 2000 metri per il record della generazione di IM Bellesi TQ. Marco Stefani per il training di Enrico Montagna del team di Divignano per i colori della scuderia. 30 e 40, tutto facile, a parte quei primi 20 metri in cui Marco Stefani ci ha dovuto mettere del suo per tenerlo di trotto, poi si è disteso bene il figlio di Elideal che coglie la sua seconda vittoria in 4 uscite in carriera.